24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Nel quarto trimestre del 2011, sulla base dell'indagine di Veneto Congiuntura condotta su un campione di 435 imprese con almeno 3 addetti, le vendite al dettaglio hanno registrato una flessione del meno 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2010. Il bilancio negativo è ascrivibile a tutti i settori, ma la performance peggiore si registra nel commercio a dettaglio dei prodotti non alimentari con un calo del meno 9,3%. Più contenute le variazioni per supermercati, ipermercati e grandi magazzini, e per il commercio a dettaglio di prodotti alimentari. Per il presidente di Union Camera del Veneto, Alessandro Bianchi, è evidente che il mercato interno stenta a riprendersi e nemmeno i consumi del periodo di Natale sono serviti a invertire la rotta. Il potere d'acquisto delle famiglie, ha aggiunto Bianchi, cala sempre di più, amplificando in questo modo lo squilibrio già esistente fra la componente legata all'export, che è la vera molla dell'economia veneta, e un mercato interno bloccato. Verona e Padova si mettono insieme e tendono la mano l'una all'altra per valorizzare ulteriormente le specificità e le eccellenze dei due territori. Il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi, e la rispettiva collega di Padova, Barbara Degani, hanno così presentato un patto di alleanza e sinergia tra le due città, con lo scopo di incoraggiare e stimolare lo scambio di esperienze per la gestione di servizi ai cittadini, lo scambio di progettualità per ridurre la disoccupazione e promuovere lo sviluppo sociale-economico, ma anche per promuovere i patrimoni culturali, turistici ed enogastronomici dei due territori. Quello che emerge oggi è la volontà di fare sinergia, di stare insieme, di dare risposte e di trovare, diciamo così, i punti migliori o le idee migliori che hanno avuto le due amministrazioni e renderle, diciamo così, incrociarle. È importante, come ha detto benissimo Barbara Degani, affrontare il tema del lavoro a 360 gradi e valorizzare al massimo il nostro territorio nel mondo del turismo, insomma. Sì, noi abbiamo fatto un portale sul lavoro che incrocia domanda e offerta, ci sono oltre 1300 accessi giornalieri e si incontrano le domande dei datori di lavoro con le offerte, quindi i curricula di chi si propone per cercare un lavoro. Queste sono le due, chiamiamole così, eccellenze che abbiamo voluto presentare oggi, ma molto ci può insegnare anche Verona con lo sportello del cittadino. È una pratica molto interessante sulla quale io spero che i miei uffici presto copino dal portale della provincia di Verona. Sono circa 28.000 le confezioni di farmaci per un valore di 176.000 euro donati dai cittadini e raccolti da 358 farmacie in tutto il Veneto, in occasione della Giornata Nazionale del Banco Farmaceutico svoltasi l'11 febbraio scorso. I dati sono stati diffusi da Federfarma. Su base provinciale, questa gara di solidarietà è stata vinta da Verona con 8.800 confezioni raccolte, seguita da Padova 4.750, Treviso 3.803, Vicenza 3.585, Venezia 2.734, Rovigo 2.272 e Belluno con 1.990. Fa molto piacere, ha affermato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, riscontrare che, ancora una volta, la generosità dei veneti sa scattare appena richiesta. Questi, ha aggiunto, sono farmaci da banco, non assistibili dal sistema sanitario pubblico, ma possono essere e saranno utilissimi a quei nostri concittadini che vivono momenti di difficoltà. Questo governo regionale sta conducendo una vera e propria battaglia per il territorio, a difesa delle risorse del Veneto e dei veneti, contro un governo che con questo provvedimento si rende protagonista di un vero e proprio scippo ai danni delle nostre tesorerie. La sollevazione degli enti locali è stata trasversale, confermando che in un momento così delicato il Veneto sa fare squadra e la scelta delle banche di essere al fianco della regione rappresenterebbe un segnale importante. In questa fase, come diceva Roosevelt, l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura,
Con queste parole Roberto Ciambetti, assessore regionale al bilancio, è intervenuto sul tema della tesoreria unica. Benzina senza controllo. Sfiora i 2 euro al litro il prezzo del carburante nei distributori del Basso Piave, in particolare a 90. Preoccupazione tra i residenti che devono fare i conti con simili aumenti che si fanno sentire pesantemente sul portafoglio e nel bilancio familiare. Da tempo l'assessore alle attività produttive di San Donà, Nello Teso, rileva come in tutto il Basso Piave i prezzi della benzina sono più alti di quelli ad esempio della zona di Mestre. In tutto il Veneto orientale sono iniziati i viaggi verso Slovenia e Croazia per risparmiare fino a quasi 60 centesimi al litro. Affari in Cina, come si fa? In aumento anche in Italia l'offerta formativa per tutti coloro che vogliono fare impresa o lavorare nei mercati ad alta crescita. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e lacronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.